Le liste di centrodestra, facenti capo a Gianni Cestaro, candidato sindaco di Preganziol, hanno dato mandato agli avvocati Fabio Crea e Giampaolo Torresin di contestare la composizione del Consiglio Comunale perché l'ufficio elettorale di Treviso avrebbe, a loro dire erroneamente, attribuito il premio di maggioranza alla lista della sindaco Elena Stocco, la vincitrice della contesa, il cui mandato non è assolutamente in discussione. La diatriba si basa su interpretazioni di sentenze già passate in giudicato, quella del 2010 in particolare, su cui si è basato il verbale di Treviso, e sulle indicazioni che il legislatore dà sulle elezioni al primo turno, come nel caso di Preganziol. L'attribuzione del premio di maggioranza tenendo conto dei voti disgiunti è stata determinata sulla base della sentenza del Consiglio di Stato del 2010, che però noi riteniamo essere superata da una sentenza del Consiglio di Stato del 2018 che ha espressamente escluso la possibilità di considerare i voti disgiunti del sindaco nell'attribuzione dei voti validi, e questo soprattutto in relazione ad una sentenza della Corte Costituzionale ancora del 1996 che aveva parimenti stabilito che il principio maggioritario della governabilità non dovesse portare a un pregiudizio di quella che è la rappresentatività democratica, escludendo quindi che potessero essere anche lì considerati nei voti validi i voti dei sindaci eletti al primo turno, perché a Preganziol siamo in una fattispecie di elezione del sindaco al primo turno. Si tratterebbe del primo caso in Italia a veder ribaltato il Consiglio Comunale in questi termini. L'udienza davanti al TAR è già fissata per il 25 settembre e il giorno dopo si saprà già quello che potrebbe succedere. I consiglieri potrebbero diventare 10 del centrodestra e 6 di centrosinistra o essere addirittura 8 pari, a seconda del metodo di attribuzione che verrà scelto. Ma vi è un altro problema. In autunno dovrà essere rinnovato il Consiglio provinciale, che viene eletto proprio dai comuni, quindi sarà fondamentale attendere il verdetto. Penso si debbano fare anche delle valutazioni sul rinnovo del Consiglio provinciale stesso e sulle date stesse, perché se l'udienza è fissata per il 25 settembre e il rinnovo è previsto per inizio autunno, probabilmente queste date possono diventare anche incompatibili. La questione non è solo giuridica, ma anche politica. In questo Consiglio Comunale sicuramente la distribuzione dei consiglieri, il numero, non rispetta il voto. Per quanto poco abbiamo avuto il 50%, io li rappresento e intendo rappresentarli al meglio. La neoeletta sindaco Elena Stocco ha preferito non commentare l'intera vicenda.